Fortunatamente nessuno è rimasto ferito dal raptus improvviso che ha colpito un paziente arrivato nella notte al pronto soccorso di Dolo per una consulenza psichiatrica, ma i macchinari degli ambulatori di Area Verde sono fuori uso e i danni in fase di quantificazione ammontano a migliaia di euro. Per fermare la furia del paziente è dovuto intervenire con lo spray antiaggressione uno dei medici del pronto soccorso. Lui, un 35enne di Chioggia, aveva appena finito il consulto, ma nel momento in cui la psichiatra ha lasciato la stanza, ha iniziato a rovesciare armadi e postazioni tecniche lanciando oggetti contro il personale, proseguendo poi negli ambulatori vicini dell'area verde. Quando però il 35enne si è trovato di fronte all'area rossa per impedire che altre persone potessero essere messe in pericolo, è avvenuto l'intervento dei medici del pronto soccorso con lo spray antiaggressione che ha consentito alle forze dell'ordine di immobilizzarlo e contenere anche i suoi successivi tentativi di nuove violenze. Il paziente è stato affidato all'ospedale di Dolo sotto il controllo delle forze di ordine pubblico e si indaga sulle motivazioni cliniche e personali che ne hanno potuto scatenare la furia.